possiamo essere d'accordo su un albo regionale dove confluiscono con i curriculi, non possiamo essere d'accordo sul fatto che i presidi scelgano in maniera autonoma e arbitraria come se fossero i signori nel tempo dei vassalli e diciamo dei signori feudatari. Non è più possibile una cosa del genere, stiamo tornando indietro di 100 anni, quando i presidi davano le note di merito e con le note di merito si andava avanti nella carriera. Siamo veramente stanchi di una politica che distrugge la scuola pubblica. Siamo a favore del diritto costituzionale e la riforma di Renzi è un obiettivo: destrutturare la scuola pubblica, non dare una lira per le risorse che sono necessarie alla scuola. Il Sud soffre. Finalmente la società civile ha capito che la nostra è una giusta battaglia, soprattutto per il diritto allo studio che oggi è... Vogliamo continuare ad essere liberi insegnanti in libero Stato, vogliamo essere insegnanti perché non siamo militari, quindi non vogliamo dei presidi caporali, cosa che rischiamo se passa il decreto di Renzi. Rischiamo veramente di mettere il bavaglio alla scuola, anni di lotte buttate nel cesso praticamente. Vogliamo che la scuola rimanga brutta per com'è e non vogliamo la buona scuola di Renzi.